14ª giornata di campionato per la terza categoria che vede scendere in campo Atletico Genova e San Teodoro Gargiulo, entrambi a 24 punti. Parte bene l'Atletico Genova che al 15° minuto di gioco segna il primo gol, su corner ci pensa il numero 9 di testa che va subito a rete. Risponde il San Teodoro al 22° minuto, su cross di Petrogallo interviene Lo Cicero, passa a Zarro che tenta la conclusione di testa, l'estremo difensore però blocca la sfera senza troppi problemi. 40° minuto, ancora il San Teodoro in area. Petrogallo prova a finalizzare ma l'estremo difensore non si lascia intimorire e prontamente ferma l'azione. Minuto 44, crossa bene Petrogallo a Lo Cicero che serve magistralmente Iannuzzi davanti alla porta. Ecco l'occasione vincente che porta a 1 il San Teodoro. Finisce 1-1 un primo tempo piuttosto movimentato e grazie alle immagini di Simone Maggi passiamo alla premazione significativa della ripresa che si materializza al minuto 8 con la splendida combinazione di Lo Cicero e Zarro. È il numero 4 che prova la conclusione e riesce a segnare il gol del vantaggio, padroni di casa 1, ospiti 2. La risposta dell'Atletico è immediata e arriva al 20° minuto con la cannonata del numero 15 che da fuori area spiazza tutti con un destro che buca la rete. 2-2 è tutto da rifare. Eccezionale intervento di Iannuzzi al minuto 29. Avanza veloce verso la porta avversaria e disegna una parabola che scavalca il portiere e va a posarsi dritta in rete. Ogni azione è un gol in questa partita in cui si combatte fino all'ultimo. È il 35° minuto e il numero 9 rossoblù corre ai ripari confermando il terzo gol del pareggio. Partita equilibrata e combattutissima, termina 3-3.